Dalla Regione arriva il via libera di fatto al bonus di 10 euro per velocizzare l'analisi delle pratiche della cassa integrazione. Si farebbe ricorso cioè al fondo da 30 milioni per il salario accessorio, una quota di quei soldi andrebbero a chi si occupa della cassa integrazione in deroga. Eppure sullo sfondo c'è già una battaglia pronta, anzi due. Da un lato i sindacati sono ora sul piede di guerra perché vedono nella diffusione dei dettagli dell'accordo, prima che questo fosse firmato, un tentativo di delegittimare la categoria dei regionali, dall'altra la battaglia è quella squisitamente politica. Battaglia che ieri ha spinto il ministro Fabiana Dadone a annunciare l'invio di ispettori. Siamo in un momento delicatissimo per tutto il Paese e mi lascia attonita apprendere della richiesta di ulteriori bonus relativi da parte dei sindacati dei dipendenti della regione siciliana per lo sblocco delle pratiche sulla cassa integrazione in deroga. E intanto il Movimento 5 Stelle chiede all'assessore regionale al lavoro Antonio Scavone di riferire all'ARS sulla vicenda. E Luca Sammartino di Italia Viva chiede che sia invece il presidente della regione a intervenire in aula su quello che giudica un fallimento, mentre il sindaco di Messina Cateno De Luca passa anche alle minacce. Se entro questa settimana non sbloccheranno tutte le pratiche di cassa integrazione ancora ferme, dice, andrò a Palermo a occupare l'assessorato regionale del lavoro. Il capogruppo di Italia Viva al Senato Davide Faraone va all'attacco. Mentre centinaia di migliaia di famiglie sono alla fame, osserva la regione speciale non riesce a fare una cosa normale, fare in fretta.